Con Tommaso Battaglin, dopo questa vittoria per 6-5 del Benetton Lab Braganza opposto al Montecchio Precalcino, ci complimentiamo innanzitutto con la freddezza con cui sei andato sulla seconda palla e hai realizzato il gol del 3-1, mi sembra, della punizione di prima, poco dalla fine del primo tempo, no? Mi sembra fosse stato il 2-0 o il 2-1. No, penso il 2 o il 2-1, sì. Ricominciamo. Sì, sì. No, andiamo avanti, andiamo avanti. No, va bene, comunque al di là del parziale, ottima la tua capacità di andare a puntare e superare il portiere avversario Sì, dopo dai, la prima conclusione. mi alleno spesso con il portiere durante la settimana e ho notato il fatto che durante la settimana lo faccio con una testa, in partita con un'altra. Con questo sono andato sicuro, però con lucidità e ho guardato il portiere senza tanto pensare a cosa fare. È un gancio e controgancio apprezzabile. Così come apprezzabile sicuramente la tua capacità di portare palla a testa alta e di provare e di venire fuori dal traffico. A volte forse rischi troppo, in passato queste tue giocate sono costate, permettimi, un po' caro, però è giusto fare esperienza. Sì, è vero, mi piace puntare, mi piace librarmi dai guai, che soprattutto anche alla fine quando il Montecchio veniva alto, pressava, mi piaceva prendermi le mie responsabilità e andare, insomma, aiutare la squadra. Siete una cooperativa del gol perché andate a segno un po' tutti. Come la vivete questa personale sfida tra di voi? Bah, la viviamo bene in realtà, senza tanto dirci su, senza tanto egoismo in pista, soprattutto che è importante, però insomma è sempre la ricerca di uno sopra l'altro che ci aiuta in partita perché se troviamo tutti il gol alla fine... Ne trae vantaggio la squadra. Bisogna ovviamente lavorare tanto in fase difensiva, ma per questo ci sono gli allenamenti e gli allenatori, no? Sì, è una nostra pecca, d'altronde siamo una delle difese più brutte del campionato, mi sembra, che riusciamo a equilibrare con l'attacco, ma no, così non va bene, pecchiamo tanto di ingenuità e di gioventù anche e dobbiamo crescere. Eh sì, su questo versante si gioca il vostro futuro. Grazie Tommaso e buona serata e complimenti.